E se ti dicessi che esiste una cascata che puoi ammirare da dietro? Oggi ti porto in provincia di Vicenza, nell'Alta Valle del Chiampo, e per raggiungerla ti basterà partire da Ferrazza di Crespadoro in direzione Campodalbero. Seguo il segnavia rosso, presto attenzione ai bivi. Al primo c'è una fontana dove seguo a sinistra e che mi porta al secondo dove trovo un antico capitello con fontana e la diroccata con trappapalini non accessibile. Il sentiero passa dietro le case diroccate, ma prestando attenzione proseguo e su un breve tratto più ripido e attrezzato con corda in poco tempo raggiungo la cascata dei Pappalini. La mia meraviglia è evidente, il getto è fragoroso e lascia veramente senza parole. Salgo brevemente a sinistra su un tratto ripido e arrivo proprio dietro la cascata. Infatti la sua originalità è che si può ammirare da diverse angolazioni anche da dietro e senza bagnarsi, attraverso uno scavo naturale nella roccia. Ma attenzione, non è protetta. Altre info utili le trovi in descrizione. Ti è piaciuta la cascata dei Pappalini? Se sì, lascia un like e salva il reel.